30.000 hanno invaso pacificamente Vittorio Veneto in occasione del 34esimo raduno nazionale dei Fanti, un appuntamento che quest'anno ha avuto un sapore particolare. Innanzitutto è stato sciolto un voto che 50 anni fa fece l'allora presidente nazionale, disse che tutti i ragazzi caduti avrebbero ben presto meritato di giungere a Vittorio Veneto, per loro la terra promessa. E così nel fine settimana a Vittorio Veneto sono stati portati simbolicamente 359.312 fanti caduti in battaglia. Suggestiva la sfilata a cui non poteva mancare il governatore del Veneto Luca Zaia, e a 100 anni dalla Grande Guerra i fanti hanno voluto rendere onore ai soldati che hanno combattuto nel primo conflitto mondiale. Non hanno sfilato con striscioni delle singole brigate o delle sezioni, ma come un secolo fa i fanti di tutta Italia si mescolarono nelle trincee. Così è stato anche ieri, il fante del Veneto accanto a quello delle Marche, del Piemonte e della Campania, uniti nel tricolore. Toccante il passaggio di Enrico Vanzini, 96 anni, residente a Cittadella, l'ultimo italiano appartenente al Sonderkommando ancora vivente, sopravvissuto ai lavori forzati al campo di concentramento nazista di Dachau. Memoria di una delle pagine più tristi della nostra storia.